Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati dunque gentili amici e amiche, 18 e 11 di oggi, edizione flash per quanto riguarda gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo col drammatico incidente che si è verificato poco prima delle 13 di oggi lungo la superstrada Cimpello-Sequals all'altezza dell'innesto di Murlis di Zoppola. Un violento scontro tra un SUV condotto da un uomo di 63 anni alla guida, originario di Malborghetto, e un mezzo pesante in transito sulla corsia opposta. Nell'impatto il SUV si è rovesciato in mezzo alla carreggiata, prendendo fuoco, mentre il bilico è finito fuori strada, illeso l'autista. Per la vittima non c'è stato invece nulla da fare, è deceduto sul colpo, incastrato tra le lamiere contorte del mezzo e poi carbonizzato. Sul luogo del tragico sinistro hanno operato i sanitari del 118 giunti in ambulanza dall'ospedale di Pordenone, i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento e gli agenti della polizia stradale di Spilimbergo. L'arteria è stata chiusa per permettere le operazioni di rimozione dei due mezzi e la successiva messa in sicurezza. Restiamo invece in tema per quanto riguarda il discorso di vittime, perché malore fatale per un tecnico di 48 anni, originario di Ferrara. L'uomo si trova in un'azienda di Pocenia per un lavoro di manutenzione. Verso le 11:30, mentre si trovava in pausa, la tragedia. Sono stati gli operai ad allertare i soccorsi vedendolo disteso a terra privo di sensi. Seppur celeri, ogni tentativo di salvarlo è risultato inutile. A causare il decesso un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo. Sul luogo, per i rilievi, i carabinieri della stazione di Palazzolo dello Stella. E ora andiamo con i numeri del Covid. Su 4.692 tamponi molecolari sono stati rilevati 125 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,66%. Sono inoltre 16.996 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 13 casi. Nella giornata odierna non si registrano decessi, 7 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre scendono a 50 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, sono state rilevate le positività di un terapista dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e un operatore sociosanitario dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Relativamente alle strutture residenziali per anziani, non si registrano casi di Covid tra gli operatori né tra gli ospiti. E ora torniamo all'evento di ieri a Gorizia con l'incontro tra i due capi di Stato sulla Transalpina di Italia e Slovenia per sancire ufficialmente, diciamo così, dare il taglio del nastro per quanto riguarda Nova Gorizia e Gorizia Capitali della Cultura Europea 2025. Allora andiamo a sentire quello che ci ha rilasciato il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica. Governatore Fedriga, il confine fra Italia e Slovenia non è divisione ma elemento di raccordo e Gorizia e Nova Gorica saranno la vetrina dell'autentico spirito d'Europa. Questo è quello che ha detto Mattarella. Che effetto le fanno queste parole? Fanno capire che Gorizia e Nova Gorizia nel 2025 non saranno la capitale della cultura europea, o meglio non saranno solo la capitale della cultura europea ma saranno capitale d'Europa. È la prima volta che una città italiana e una città slovena in un unico territorio vengono riconosciuti come unica capitale della cultura. Quindi questo non sarà un evento semplicemente per la Slovenia o l'Italia o per il Friuli Venezia Giulia o per Gorizia, ma sarà un evento di carattere europeo, di importanza europea che rimarrà nella storia del continente. Bene, con questo servizio chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay.
Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position.